senza tamponi, finiti. Finiti sul serio? Sì, purtroppo sì. Tutti i tamponi rapidi finiti? Chi cercava un tampone rapido? Sì, io vorrei essere tranquillo perché ho tanti nipotini. Ci troviamo a cena e vogliamo vederci, e siccome allora volevo procurarli un po' per la famiglia, hai capito? Avete fatto richiesta? Sì, abbiamo fatto richiesta, però i grossisti sono sprovvisti, quindi stiamo aspettando. In tante farmacie nella Marca si cercano i tamponi rapidi, in molte sono esauriti ed introvabili, ad altri è andata meglio dopo 4 giorni di ricerche. Sì, oggi sono arrivati e quindi siamo felici. Quanti sono? 100. Questa è la situazione in 2 farmacie di Conegliano. Il rischio di restare a secco con i tamponi rapidi per i giorni a ridosso del Capodanno è concreto. A Treviso la farmacia Fiera confermano la situazione che tutte le farmacie trevigiane stanno vivendo. La corsa ad acquistare un test rapido anti-Covid fai da te da fare sotto Natale per potersi sedere a tavola con i parenti o andare in vacanza in tutta sicurezza sta diventando difficile. Quanti se ne vendono al giorno di questi? Centinaia. Facciamo fatica ad accontentare tutte le richieste. La domanda è talmente cresciuta che l'approvvigionamento dai grossisti è quotidiano. Nella Marca si stima ne vengano venduti oltre 12.000 al giorno. Essenzialmente vengono con l'obiettivo di potersi incontrare a Natale in sicurezza con i parenti e gli amici. Quanto sono attendibili come percentuale secondo lei? Per la mia esperienza sono attendibili perché spesso alcune persone che hanno fatto la prova con il test a casa, poi andando presso la dogana e facendo il test molecolare hanno riscontrato la positività e quindi il responso è valido, insomma. Attendibili ed economici ad acquistarli vaccinati e non in ugual misura. Parallelamente in crescita anche la domanda dei rapidi antigenici, quelli validi per il Green Pass. Sul fronte delle prenotazioni è praticamente già tutto esaurito fino alla fine di gennaio. Altissima anche per quelli e soprattutto in questi giorni che ci portano a Natale è aumentata in modo esponenziale. Fai da te acquistate anche in blocco per brindare cene aziendali e matrimoni. C'è chi ha fatto scorte anche solo per sé. Questo qui scade a maggio del 2023. Speriamo che per quella data sia finita la pandemia.